Salutatevi. Ciao Mirko. Ciao. Come ti chiami? Carlotta. Mirko. Quanti anni hai? 29, da poco. 22. Cosa hai studiato? Giurisprudenza transnazionale europea. Economia aziendale. Di dove sei? Mantova. Sono nato a Treviso, ma adesso abito a Padova. Come hai conosciuto ENAIP? Su un sito c'era appunto un annuncio dove cercavano dei tirocinanti. Tramite una proposta di lavoro in un sito, dopodiché ho fatto il mio colloquio. Che impressione hai avuto dal primo contatto con ENAIP? Mi è sembrata un'impresa ben strutturata, molto grande. Ecco, questa è stata la prima impressione. Fin dall'inizio ENAIP mi ha coinvolto molto in tutti gli ambiti, però fin dal primo colloquio mi sono trovato a mio agio con tutte le persone, sia prima del colloquio, cioè durante il colloquio, sia dopo il colloquio con i miei colleghi in ufficio. Come si è svolta la selezione per entrare? Allora, all'inizio ho avuto una prova scritta di progettazione, poi una volta conclusa abbiamo eseguito un colloquio orale e poi mi hanno fatto la proposta. Mi sono proposto in questa offerta di lavoro, dopodiché ho fatto il colloquio, in realtà ne ho fatto più di uno, e hanno capito in quale settore sarei stato più a mio agio e anche un po' più, idoneo in quel determinato lavoro. Fai la faccia che hai fatto quando hai scoperto di essere stato selezionato. Ma cosa significa ENAIP? ENAIP è un ente di formazione professionale, ma è anche molto di più perché si occupa di tantissimi ambiti differenti, dal lavoro alle imprese, ambiti veramente molto trasversali. ENAIP è una scuola professionale, quindi per me vuol dire sia insegnare, aumentare le conoscenze delle persone, sia aiutarli a entrare o rientrare in settori del lavoro o nel lavoro in generale. Di cosa ti occupi al lavoro? Io mi occupo della gestione dei progetti internazionali ed europei, quindi rispondo ai bandi della Commissione europea sul settore formazione, educazione, ma non solo, anche sostenibilità, tante cose. Io gestisco la parte adulti e imprese in ambito organizzativo e quindi cerco comunque di orientare le persone per essere reinserite in ambito lavorativo, per giovani a inserirsi per la prima volta o magari aiutarli a inserirsi in ambito lavorativo. Qual è la prima cosa che fai quando arrivi al lavoro? Non sempre, però cerco di sorridere e di salutare le mie colleghe. La prima cosa che faccio è accendere il computer perché è fondamentale sia per organizzare il lavoro che per leggere le email che magari mi sono arrivate nel momento in cui non ero in ufficio. Descrivi ENAIP in poche parole. Ente di formazione professionale, che si occupa di lavoro, di imprese e di educazione a 360 gradi. Centro di formazione e di opportunità per le persone per trovare il lavoro. Perché un giovane dovrebbe scegliere di fare un'esperienza in ENAIP? Secondo me un giovane che vuole entrare nel mondo del sociale o del no profit, entrando in ENAIP ha la possibilità di entrare in contatto con tantissimi aspetti diversi appunto riguardanti questo mondo, quindi sia a contatto con i formatori fino alle imprese, al mondo quindi del lavoro, alle associazioni di categoria, alle fondazioni e quindi ti dà una buona prospettiva, una buona idea di quello che può essere il mondo del no profit sia a livello nazionale che internazionale ed europeo. Perché ENAIP permette di spaziare in diversi ambiti, sia in quello organizzativo che progettuale, che anche capire un po' in ambito, nel mio caso, economico, bisogni delle persone e settori analoghi. Chi tra voi due è più ordinato? Sicuramente io. Lei? Più mattiniero? Sicuramente lui. Penso io. Più dipendente dal caffè? Forse io. Nessuno dei due, credo. Più precisino? Io. Penso lei perché donna. Quali sono le competenze che hai sviluppato maggiormente lavorando in ENAIP? Allora, sicuramente gestionali e organizzative, però anche relazionali, linguistiche, perché devo sempre parlare in inglese o in francese. Ora, ultimamente, anche di presentazione e di public speaking. Ho innanzitutto l'utilizzo di Excel, ho migliorato molto le mie abilità con l'Excel perché lo uso sia in ambito progettuale che organizzativo. Come sta andando il tuo percorso lavorativo?
Direi bene, ho tantissime cose da fare, sempre diverse, quindi molto stimolanti, e appunto sono a contatto con persone, professionisti di tantissime aree differenti, e questo mi arricchisce molto, e soprattutto anche professionisti che vengono da paesi diversi di tutta Europa, e questo è una grande cosa. Ad oggi bene, mi trovo bene con i colleghi e allo stesso tempo sto imparando molto, sia perché loro sono disponibilissimi, ma anche perché mi sto dando da fare. Qual è il momento della giornata in cui sei più produttivo? Penso a fine giornata, quando l'ufficio inizia a svuotarsi e io ho fretta di andare a casa. Credo la mattina, perché sono più riposato e tranquillo. Quanti colleghi condividono con te l'ufficio? Il mio ufficio è molto dinamico, quindi ultimamente siamo in 3/4. 2. In più ci sono io e facciamo 3. I tuoi colleghi sono contenti di condividere l'ufficio con te? Spero di sì, e soprattutto sono contenti delle mie tesane allo Zenzero. A quanto pare sì, sia perché gli do una grossa mano, ma anche perché a quanto pare ci troviamo molto in sintonia. Quanti caffè hai bevuto oggi? 2. Fino adesso solo 1. Sai a cosa ci serve questo video? Serve per mostrare ENAIP agli studenti, ai nuovi studenti promettenti. Sì, a far conoscere ENAIP a più persone e anche agli universitari, facendogli capire che è una grande opportunità e un buon modo per avvicinarsi al mondo del lavoro. Saluta tutti gli spettatori. Ciao a tutti e in bocca al lupo. Ciao!